dal mio punto di vista molto belle, perché ho la possibilità di conoscere intanto il territorio di Padova, che oltre ad avere una bella città ha anche un ottimo territorio. Due, conoscere anche da vicino quelle persone che seguono costantemente il Padova nelle sue partite, casalinghe soprattutto, ma anche fuori. E tre, anche per scambiare così qualche idea o qualche pensiero. Quando io di lavoro faccio allenatore, ma sono una persona come tutte le altre, quindi con pregi e difetti come tutti. Insomma, poi sempre detto che le piace vivere anche la città, quindi a maggior Sì, ragione. secondo me mi piace conoscere la storia della società, mi piace conoscere le abitudini della città, perché come si fa a non diventare tifosi della squadra per cui alleni? E quindi come fai non dico a innamorarsi perché è una parola grande, però come fai a non essere attratto dalle cose belle della città, della tua squadra? Veniamo invece, archiviamo questa cosa. No, intanto la prima, insomma, oggi ci sarà il giudice sportivo, Farias era in diffida, quindi probabilmente sarà formalizzata la squalifica, sì. E questo presuppone un ritorno al 3-5-2. Ma non è detto, ci sono dei presupposti che vogliono il 3-5-2 perché abbiamo molti centrocampisti e invece magari altri presupposti che possono portarci a fare un altro sistema di gioco con le tre punte davanti. Tutto dipende sempre, come dico sempre, dagli avversari e soprattutto da quello che ha bisogno la nostra squadra. Nel discorso avevi detto che avresti voluto dare una giornata di pausa a Granoce sabato prossimo. Evidentemente la squalifica di Farias complica un po' i piani, oppure può essere comunque una soluzione? No, assolutamente, avevo detto una bugia venerdì, perché poi giocavamo contro il Varese, che è la sua ex squadra, quindi forse era un modo come un altro per cercare di stimolare ulteriormente un giocatore che fino ad oggi ha dato tantissimo, e quindi lo faremo recuperare magari durante la settimana, ma sarà dalla partita comunque anche sabato. Quindi farà un allenamento magari differenziato? Farà allenamenti differenziati sicuramente, tutta settimana. Adesso lo vediamo correre a par, non è che allarme, è proprio un programma di recupero. Scelta, esatto, una scelta proprio nostra di staff, e dopo aver analizzato bene la sua situazione. Ci sono altri giocatori che faranno un lavoro a parte? Sì, questa settimana qualcuno sì, perché siamo dopo 13 partite, secondo me c'è un momento magari non tanto di stanca fisica ma mentale, no? E a volte è giusto, come faccio spesso io, richiedere il massimo dei miei giocatori durante la settimana, ma a volte è anche giusto aiutarli a recuperare nel migliore dei modi, perché l'obiettivo di un allenatore è sempre quello di portare ogni singolo giocatore a dare il 110%. Ma sicuramente sono Granoce, sono Zeduardo, Renzetti, sono quelli che magari devono riportare un po' di più, ma non c'è nessun allarme o nessun tipo di problema. Invece Farias per esempio farà durante il fine settimana o nella vicinanza del fine settimana farà invece un lavoro fisico molto più intenso. Si carica perché stando fermo, certo. Nonostante oltretutto ne approfitteremo per aiutarlo a togliere quel fastidio che lui ha un po' sulla caviglia, che poi l'aveva un po' tenuto lontano in qualche partita. Tornando un attimo all'ultima partita, immagino che abbia rivisto, credo almeno abbia rivisto sia il primo che il secondo tempo. Le chiedo se rivedendo appunto anche il secondo tempo il Presidente dopo la partita ha detto che ci voleva più cattiveria e più determinazione, insomma che
squadra non ha voluto vincere, lei è stato categorico sabato nella risposta, eloquente, ha detto che non ho mai visto una squadra che non voglia vincere. Rivedendo appunto le immagini si è fatta un'idea diversa, Un'idea diversa da qua, da cosa? da quella che magari a caldo uno ha, cioè uno Ma ha la assolutamente visione... no, cioè, l'idea è sempre la stessa, ma io rispetto il pensiero di tutti, soprattutto anche quelli del mio presidente, che è una persona che vive e ama questa squadra più di qualsiasi altra persona, e quindi lo rispetto tantissimo. Ha sentito questi giorni? Certo, come spesso succede. Può sapere il contenuto, non dico tutto, ma... Abbiamo parlato della Monica Bellucci, no, abbiamo parlato delle solite cose, come stanno i giocatori, come sta la squadra. Ma lui è una persona, nonostante è molto impegnato nelle sue attività, nella sua azienda, nonostante anche il periodo di crisi che porta questi grandi imprenditori ad avere più problematiche, lui è una persona comunque sempre vicino alla squadra.